dopodomani, sabato 16, domenica 17, il referendum per l'abrogazione della legge Merlin. Liberare le strade delle nostre città. Trovate anche altre ulteriori informazioni sul sito leganord.org. Comunque gazebo in piazza nei comuni italiani in questo fine settimana, domani e dopodomani, per raccogliere le firme per riproporre il referendum sulla abrogazione della legge Merlin. Poi c'è il pranzo di Radio Padania e della Lega Nord Vigevano per sabato prossimo 23 maggio, un pranzo che serve anche come finanziamento alla radio. Per prenotazioni al ristorante La Darsena, via Lungo Ticino 60 a Vigevano, alle ore 12 a mezzogiorno, le prenotazioni al numero 339 6395 685 339 6395 685. E continua anche la raccolta fondi ad hoc per il ripetitore 97 FM di Brescia, che è stato rubato, è stato letteralmente rubato, portato via. Per la raccolta fondi vale il conto corrente postale 37 67 12 94, ripeto, conto corrente postale 37 67 12 94, intestato a Radio Padania, via Bellerio 41, Milano, con la causale raccolta ripetitore. Questi sono i 3 appuntamenti, le 3 notizie pratiche, diciamo così. E adesso poi tra poco guardiamo anche la prima pagina dell'agenzia ANSA. Prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, che si apre anche con la discesa in campo della Conferenza Episcopale Italiana sulla riforma della scuola. C'è un tentativo di confronto sulla riforma della scuola, spero che non ci sia il muro contro muro, ha detto il segretario generale della CEI, Monsignor Nunzio Galantino, sottolineando che il problema è che si sta guardando alla scuola da tante prospettive, ma poco da quella degli unici protagonisti. I ragazzi, dice Monsignor Galantino, segretario della Conferenza Episcopale Italiana. E dopo il video con la lavagna a difesa della buona scuola e un giorno di silenzio, il premier Renzi torna a intervenire sulla riforma che è approdata in aula alla Camera, sarà al voto da oggi, mandando segnali di apertura verso studenti e professori. Discutiamo nel merito, dice Renzi, se il Parlamento vuole rinviare è sovrano, anche se è ora di decidere. D'altra parte, spiega Renzi, dopo 7.417 lettere dai professori, il mio atteggiamento è diverso, ma è il suo alto là, è impossibile stralciare le assunzioni dal disegno di legge. Il premier ritiene prematuro parlare di precettazioni per eventuale blocco degli scrutini, come ha già fatto il garante invece, mentre sulle pensioni è intervenuto pure il Presidente del Consiglio, o meglio, sulla sentenza della Corte Costituzionale, che impone di restituire ciò che era stato invece congelato, l'adeguamento delle pensioni al costo della vita. Restituiremo una parte di questi soldi, ha detto Renzi stamani. Stiamo studiando come fare a rispettare la sentenza e contemporaneamente l'esigenza di bilancio, sapendo che questi soldi purtroppo
non andranno ai pensionati che prendono 700 euro al mese, dice Renzi, come a dire, gli altri sono i ricconi. Tocca ridare soldi a quelli che sono già straricchi e che hanno visto bloccata la loro pensione, mentre un asteroide si prepara a sfiorare la Terra, ma tranquilli, non c'è alcun rischio per il nostro pianeta. Si chiama 2015 JF1. Alle 13:52 italiane di oggi passa a 300 chilometri, no chiedo scusa, 300 sarebbe un disastro, a 300.000 chilometri dalla Terra, sarà più vicino della Luna, ma non comporterà problemi per il genere umano. Mentre dalla Siria il direttore delle antichità e dei musei siriani, Mamoun Abdul Karim, ha lanciato un appello alla comunità internazionale affinché protegga l'antica città di Palmira, minacciata dall'avanzata dei jihadisti dello Stato islamico. Se lo Stato islamico entra in città, ci sarà una catastrofe umana che si tradurrà anche nella distruzione dei templi, delle rovine e delle tombe. Secondo il direttore delle antichità e dei musei siriani, la coalizione a guida statunitense dovrebbe colpire coi raid anche i jihadisti che combattono alle porte di Palmira, protetta dall'UNESCO. E a proposito di Stato islamico, lo Stato islamico ha pubblicato su siti jihadisti un nuovo messaggio audio attribuendolo ad Abu Bakr al-Baghdadi, cioè al califfo, ma di cui non si può verificare l'autenticità. Il califfo afferma che l'Islam è religione di guerra. Raccomando ai leoni del califfato, a Raqqa, Mosul, Aleppo, o eroi dell'Islam, siate pazienti e determinati e cauti perché i nemici di Allah si stanno mobilitando, crescono e minacciano la gente di Mosul. Dice il califfo con traduzioni in inglese, russo, turco, francese e tedesco. L'ultimo audio del califfo al-Baghdadi. L'Islam è religione di guerra. Nella seconda parte della trasmissione continuiamo l'esame del Corano alla luce dei messaggi di pace contenuti nel sublime Corano, per vedere se c'ha ragione il califfo al-Baghdadi oppure no. Intanto una brevissima pausa e poi facciamo anche il resoconto dei settimanali stamani in edicola. Il settimanale L'Espresso, il venerdì e 7. Ci sono un paio di cose interessanti da segnalare per chi eventualmente volesse leggersele. Visitazione e riscrittura della Carmen di Bizet da parte di Barney Kessel e di una orchestra jazz veramente molto molto composita e ricca.
una splendida revisione della celeberrima opera di Bizet. Intanto però dall'Espresso di oggi, a proposito di pensioni, c'è da segnalare il pezzo di Maurizio Maggi e Gloria Riva sul povero lavoratore. Guarda la tua pensione, perché l'INPS si prepara a spedire agli italiani ancora al lavoro le buste arancioni cosiddette, cioè la simulazione del loro futuro assegno pensionistico. Le notizie sono pessime per tutti o quasi. Davide, 37 anni, artigiano di Ancona, oggi con stipendio lordo di 1.846 euro, avrà pensione lorda dal 2047 di 1.536 euro, pari a 1.117 euro lordi di oggi. La pensione sarà il 45% dell'ultimo stipendio e così via, con una serie di altri esempi. Nel pezzo dell'Espresso c'è anche la distribuzione regionale delle pensioni di invalidità e degli assegni sociali ogni 1.000 abitanti, e qui si ripropone la classica divisione dell'Italia non solo in 2 ma anche in 3. L'Italia del Nord, dove è inferiore rispetto al resto d'Italia l'incidenza delle pensioni di invalidità e degli assegni sociali, peraltro con differenze che vanno tra la Val d'Aosta e le Marche, comunque del raddoppio delle pensioni di invalidità e assegni sociali tra Val d'Aosta e Marche, 31 pensioni di invalidità o assegni sociali ogni 1.000 abitanti in Val d'Aosta, 59 nelle Marche, la Lombardia a 43, il Piemonte a 45. Passiamo a 67 assegni di invalidità o sociali ogni 1.000 abitanti nel Molise, 75 in Umbria, 70 in Basilicata. A chiudere la classifica la Calabria, al top delle pensioni di invalidità o assegni sociali ogni 1.000 abitanti sono 93. Seguono nel fondo della classifica la Sicilia 88, Sardegna 87, Campania 82, Puglia 82. Una classifica non nuova ma ribadita dall'Espresso. E seppur drammatici i calcoli che arrivano a casa con le buste arancioni dell'INPS che dicono al lavoratore questa sarà la tua futura pensione, i calcoli sono perfino ottimistici secondo l'Espresso, perché prevedono che il prodotto interno lordo italiano da quest'anno sia sempre in crescita. Oltre alla questione delle pensioni, sull'Espresso di oggi c'è anche un servizio su uno dei tanti personaggi italiani, ritratto quest'oggi da Vittorio Malaguti e da Leo Sisti. Si tratta del barone Filippo Dolfus, che è finito in carcere il 25 aprile a Milano per riciclaggio. La scalata al Corriere della Sera, l'eredità Rovelli, gli affari dell'illustre famiglia Borromeo, la lista Falciani, amici e carriera di Filippo Dolfus. Al centro delle indagini una galassia di società nei paradisi fiscali che ha gestito miliardi di euro per decine di clienti italiani. Tra questi clienti ci sono alcuni manager della Fininvest, c'è il finanziere Carlo Bonomi, padre di Andrea Bonomi, nipote della famosa signora della borsa Anna Bonomi Bolchini, fondatore del fondo Invest Industrial, il costruttore Massimo Pessina, già aspirante compratore del quotidiano L'Unità, e poi questo personaggio, questo barone Filippo Dolfus, arrestato in un palazzetto nel cuore di Milano, a pochi passi dal Castello Sforzesco, il 25 aprile scorso. Filippo Dolfus de Volkersberg, barone milionario e re del riciclaggio. Fra i suoi clienti c'era appunto, oltre a Pessina, costruttore già aspirante compratore del quotidiano L'Unità, Dolfus ha messo la firma anche su affari colossali. Per esempio c'è una società delle British Virgin Island, le isole vergini britanniche, che tra 2005 e 2007 fa girare centinaia di milioni di euro su conti svizzeri. La società si chiama Maryland e ha un ruolo primario in operazioni di borsa come la scalata alla Banca Anton Veneta e alla Rizzoli Corriere della Sera Media Group, l'editore del Corriere della Sera. Chi c'è dietro questa Maryland? Questa Maryland era gestita da Bravi e da Dolfus. Bravi è uno socio, un collega italiano del barone Dolfus, un collega che è stato arrestato pure lui in altra inchiesta di riciclaggio 2 anni fa. In ogni caso, i due gestivano questa Maryland per conto della famiglia del finanziere Francesco Bellavista Caltagirone. Bellavista Caltagirone, che era sposato con Rita Rovelli, l'ereditiera che ha messo nei guai il barone Dolfus e il suo socio, perché dalla gestione dell'eredità Rovelli è nata quest'ultima indagine che poi ha portato il barone riciclatore in carcere a Milano, arrestato il 25 aprile. Il guscio vuoto con base ai Caraibi di nome Maryland, la società in questione, ha incassato utili per milioni di euro grazie alla compravendita di titoli della Banca Anton Veneta e Rizzoli Corriere della Sera.
La società Maryland avrebbe comprato per poi rivendere anche un pacchetto di azioni Copa, la finanziaria bresciana di Chico Gnutti, che salì alla ribalta con Roberto Colaninno per la famosa celeberrima scalata a Telecom Italia, un affare in quel caso da 100 milioni di euro. Bellavista Caltagirone si era messo in scia poi con Stefano Ricucci e il banchiere Fiorani, che ha finanziato alla grande le incursioni in borsa di questa società, riconducibile al barone Dollfuss, arrestato poco fa a Milano, pochi giorni fa. A dirigere il traffico Dollfuss con il suo inseparabile socio, Bravi, che esibiva anche un passaporto venezuelano. A fine corsa i profitti approdavano a Lugano. Passavano da Lussemburgo invece gli affari dei Borromeo. Un ramo della nobile casata lombarda aveva scelto proprio il barone Dollfuss come fiduciario. Gilberto Borromeo, morto nel febbraio scorso, e il figlio Vitaliano gestivano il patrimonio di famiglia tramite una holding del Granducato di Lussemburgo, la Soge Finlux. Tra gli amministratori, il solito Bravi, arrestato 2 anni fa, socio del barone Dollfuss, ma anche Roberto Mazzotta, banchiere, ex politico democristiano, già presidente di Cariplo e Banca Popolare di Milano. Nel 2008 i Borromeo hanno venduto per 200 milioni le loro aziende che producono e commerciano acciaio, ma restano proprietari di un'immensa fortuna in terreni e immobili. Dopo la morte di Gilberto Borromeo, al comando del gruppo sono rimasti i figli Federico e Vitaliano, che sono i primi cugini di Lavinia Borromeo, moglie del presidente della Fiat, John Elkann. Cosa leggi? Bene, tornando all'Espresso, c'è anche da segnalare l'articolo di Paolo Biondani e Piero Messina che torna su un tema che sta diventando sempre più d'attualità, le reclute del jihad. Un pugile per il califfo è il titolo dell'articolo che oggi compare a pagina 36 e 37 dell'Espresso da stamani in edicola. Sono saliti a 74, secondo il Ministero dell'Interno italiano, i miliziani dello Stato islamico legati all'Italia, tra loro un giovanissimo campione di box, da qui il titolo, un pugile per califfo, e un altro ragazzo che ora guida la propaganda web, un personaggio che è finito anche lui in Siria con gli jihadisti. Il califfato nero minaccia anche le normali famiglie italiane, scrive l'Espresso. Papà e mamme che hanno visto i loro figli trasformarsi da giovani istruiti, educati alla religione cattolica, appassionati di sport e computer, in fanatici convertiti alla visione ultra-integralista dell'Islam. Secondo gli ultimi dati del Ministero dell'Interno sono saliti a 74 gli integralisti collegati all'Italia che hanno seguito il richiamo del jihad fino a trasferirsi nei territori dello Stato islamico. Continua a crescere anche il numero di italiani convertiti all'Islam, concittadini a tutti gli effetti, scrive l'Espresso. A preoccupare gli esperti dell'antiterrorismo la rapidità e l'imprevedibilità della loro conversione. Il simbolo del califfato funziona come una calamita capace di attrarre giovani e giovanissimi nati e cresciuti in tutta Europa, Italia compresa.
Per quanto rivisitato da Barney Kessel, quello che stiamo ascoltando cade a proposito perché è ambientata in Andalusia, come sapete, a Siviglia, ovvero quello che fu un territorio conquistato all'Islam. Invece il Venerdì di Repubblica si occupa del fenomeno opposto: califfato a Dio, la fuga dei pentiti, delusi e sopraffatti dalle violenze alle quali hanno assistito, i combattenti stranieri dello Stato islamico cominciano a fare marcia indietro. Ma c'è un problema: non è tanto facile uscire dallo Stato islamico dopo esserci entrati. Il reportage è di Amedeo Ricucci, giornalista della RAI. Il suo reportage completo, dal titolo IS, Stato islamico, il nemico perfetto, andrà in onda domenica 17 maggio alle 23:30 nello speciale del TG1. Il reportage parte per il Venerdì di Repubblica da Akçakale, siamo in Turchia. Questa è la abaya che piace allo Stato islamico. La vedi, dice gentilissimo un commerciante che ne stacca una tra le tante che affollano la vetrina del suo negozio e la mostra al giornalista Amedeo Ricucci. Per entrare in Siria, spiega il commerciante turco, una donna adesso deve indossarla per forza, altrimenti quelli dello Stato islamico, dall'altra parte della frontiera, non la lasciano passare, e se per sbaglio ne compra una come quelle laggiù, decorata con gli strass, rischia di beccarsi qualche frustata. Il negoziante ha finito però lo stock di niqab, cioè il velo che si accompagna alla abaya e serve a coprire il volto e il capo eccetto gli occhi. Anche questo è obbligatorio. Mi arrivano domani, si affretta a precisare, e comunque oggi la frontiera con la Siria è chiusa. Il negozio in questione è appunto ad Akçakale, la principale porta di ingresso ai territori del califfato islamico. Questa piccola città turca di frontiera, ad appena 50 km da Urfa, città turca che avrebbe dato i natali ad Abramo, ha soltanto un minuscolo fazzoletto di terra che la separa dalla città siriana di Tal al-Abyad, che dal giugno del 2014 è stata conquistata dallo Stato islamico. Sono 300-400 metri di distanza e se si guarda oltre la tripla rete metallica che fa da frontiera, si vedono i pick-up con a bordo i miliziani dello Stato islamico armati e i camion che trasportano le armi più pesanti. Le autorità turche hanno sigillato la frontiera, ci spiega la nostra guida, scrive Amedeo Ricucci sul Venerdì di Repubblica. Dalla Siria adesso non esce più nessuno. Possono però tornarci i rifugiati che hanno tutti i documenti in regola. Gli uomini dello Stato islamico invece attraversano la frontiera senza alcun problema. Siamo alla frontiera a 300-400 metri dalla Siria, la frontiera turco-siriana. Ad Akçakale hanno la loro base arretrata, gli uomini dello Stato islamico, e hanno case protette e cliniche sicure dove far curare i loro feriti. È qui che le spie dello Stato islamico provano da mesi ad attirare giornalisti e operatori umanitari da poter sequestrare, per rimpinguare le casse dell'organizzazione, che non ha quasi più ostaggi occidentali per i quali chiedere un riscatto. Da qui passano anche i foreign fighters in arrivo dall'Europa e dal resto del mondo, pronti a entrare nei ranghi dello Stato islamico. Nei locali pubblici di Akçakale nessuno parla volentieri del passaggio di questi foreign fighters, cioè di gente che arriva dagli altri stati europei e non solo europei per andare a combattere con il califfato e che vanno a raggiungere i ranghi dello Stato islamico. Quella dei jihadisti di ritorno è però la novità degli ultimi mesi, che va ad aggiungersi al lavoro di prevenzione che il governo turco con colpevole ritardo sta facendo. L'hanno chiamata l'autostrada del jihad, questa striscia di terra di confine tra la Turchia e la Siria, una strada che corre parallela al confine siriano collegando 3 città, Antiochia, Gaziantep e Urfa, che ha permesso negli ultimi anni ai cosiddetti foreign fighters di entrare senza problemi in Siria, dalla Turchia naturalmente. Lungo questa direttrice, fin dal 2011, sono passati gli aiuti, le armi e i combattenti arrivati in aiuto della rivolta siriana. Lo Stato islamico si è poi limitato a sfruttare una rete già collaudata di collaboratori disposti ad aiutare il transito o a chiudere un occhio. Da qualche mese a questa parte, però, le maglie di questa rete si stanno restringendo e cresce giorno dopo giorno, racconta Ricucci sul Venerdì di Repubblica, il flusso inverso, cioè il flusso di combattenti siriani e stranieri, foreign fighters, che abbandonano lo Stato islamico.
Sono andato via deluso 5 mesi fa, dice Abu Hamza, che oggi si nasconde nella periferia di Urfa, in Turchia. Ho scoperto che lo Stato islamico non è affatto quello che pensavo quando ho scelto la strada del jihad. È soltanto un gruppo di potere, una banda armata che usa la violenza per raggiungere il suo scopo. Abu Hamza, racconta ancora il giornalista Rai, il cui pezzo Il nemico perfetto, Stato islamico, andrà in onda domenica alle 23:30 nello speciale TG1. Abu Hamza è stato comandante di brigata, era un ufficiale dell'esercito di Bashar al-Assad, ma quando è scoppiata la rivoluzione, 2011, ha disertato ed è entrato prima nei ranghi dell'esercito siriano libero, quello aiutato dalle due italiane Greta e Vanessa, rapite e poi liberate con curiose modalità, e poi dello Stato islamico. Non c'era altra scelta, spiega. Quando stavo con Bashar al-Assad scarseggiava tutto, quando stavo in sostanza con l'esercito siriano regolare, quello del presidente Assad. Scarseggiava il denaro, le armi, le munizioni, finanche il cibo. Con lo Stato islamico invece c'era tutto quello che serviva a combattere, ma col passare dei mesi, dice Abu Hamza, ho scoperto che noi siriani non contiamo nulla. I capi dello Stato islamico sono tutti iracheni, dell'esercito o del partito di Saddam Hussein, e vogliono solo tornare al potere. Il califfato per loro è una scusa, buona solo per la propaganda. Inoltre è stato versato troppo sangue di innocenti. Abu Hamza è stato arrestato, processato e cacciato via dallo Stato islamico 5 mesi fa. Il suo dissenso è radicale. Può dirsi fortunato che ha salvato la ghirba. Per ringraziarsi le tribù locali, racconta, i capi dello Stato islamico organizzano sempre più spesso grandi feste, banchetti e filmano tutto per far vedere che il popolo è con loro. Ma non è vero, lo Stato islamico non ha il consenso del popolo e i siriani che combattono ancora nelle fila dello Stato islamico si contano nell'ordine delle centinaia, non più migliaia. Quanto ai combattenti stranieri, cominciano a capire anche loro di essere stati ingannati, dice Abu Hamza, che non è l'unico, racconta Amedeo Ricucci, ad avere abbandonato lo Stato islamico. Ha disertato anche Abu Jabbar, un ragazzo che incontriamo nell'area di Akçakale, a conferma ulteriore che l'organizzazione sta cominciando a perdere colpi. Io sono un buon musulmano, dice Abu Jabbar, e adempio a tutti i miei doveri, ma non sono un salafita e non sono un radicale. I radicali, i più estremisti, erano gli stranieri, i libici, oppure gli uzbeki e i ceceni. Erano loro a compiere gli atti più efferati ed erano loro che ci incitavano ad uccidere. Ma loro guadagnano fino a $1.000 al mese, mentre a noi siriani ne davano soltanto 150. A tratti, scrive ancora Amedeo Ricucci, Jabbar sembra rimpiangere la vita che faceva ai tempi del jihad. Abbiamo iniziato una rivolta contro il dittatore Bashar al-Assad, dice fiero, e dobbiamo completare l'opera. Spero prima o poi di tornare a combattere, ma non con lo Stato islamico. Quello che non rimpiange è soprattutto la violenza gratuita dello Stato islamico. Ho ucciso soltanto in battaglia, dice, e mai dei civili, ma ho visto cose orribili, come la decapitazione di un ragazzo siriano accusato di essere miscredente. Non era vero, quel poveraccio stava solo antipatico a qualcuno dei nostri che lo ha denunciato. Lo hanno sgozzato davanti ai genitori senza processo. Gli chiediamo del video con gli ostaggi occidentali trattati come bestie. Quando li guardavamo sui telefonini, risponde Abu Jabbar, i ceceni della mia brigata piangevano di gioia, erano emozionati e festeggiavano tutta la notte. Io invece mi vergognavo, ma dovevo gridare anch'io Allahu Akbar. Forse è il segno, scrive Ricucci, che lo Stato islamico sta perdendo consenso, che non esercita più lo stesso fascino su chi è sinceramente convinto di combattere per la rivoluzione siriana o per l'instaurazione di uno Stato islamico aperto ai musulmani veri. Jamal al-Faleh, che è un esponente dell'opposizione siriana in esilio, ne è convinto. Sta pian piano svanendo il polverone che si era sollevato per effetto della propaganda, dice Jamal al-Faleh. La gente comincia a realizzare che lo Stato islamico non è quello che dice di essere. Ciò vale per la popolazione civile che vive nelle aree controllate dallo Stato islamico e anche per i combattenti. Secondo Jamal, non è più vero che ogni mese passano dalla Turchia più di 1.000 foreign fighters come negli anni scorsi. L'afflusso è molto calato, assicura, e non è solo merito delle autorità turche, è che c'è sempre più disincanto. Molti combattenti sono stanchi, i bombardamenti della coalizione anti-Stato islamico stanno fiaccando il morale e tanti preferiscono tornare a casa. Anche la popolazione civile è sempre più insofferente.
Jamal è di Raqqa, la capitale siriana del califfato, e le notizie che gli arrivano vanno tutte nella stessa direzione. All'inizio, dice, lo Stato islamico offriva qualche servizio sociale e in questo modo sperava di ingraziarsi i favori della popolazione locale. Adesso invece i servizi sono ridotti al minimo, ci sono sempre più balzelli. Chi viene sorpreso a fumare deve pagare un'ammenda, oltre alle frustate che si becca. E lo stesso vale per le donne che vanno in giro truccate, per le coppie non legittime e via dicendo. Ma resta un problema di fondo che rischia di smorzare l'ottimismo. La forza dello Stato islamico, dice ancora Jamal, deriva comunque dai problemi che l'hanno generato, in Iraq come in Siria, la frustrazione cioè dei sunniti, che in Siria da 40 anni sono dominati dalla minoranza alawita e in Iraq sono stati estromessi dal potere e umiliati dopo la caduta di Saddam Hussein. Se non si risolve questo problema, conclude Jamal Al-Faleh, esponente dell'opposizione siriana in esilio, non servirà a nulla sconfiggere lo Stato islamico, perché altre organizzazioni radicali prenderanno il suo posto. Così Amedeo Ricucci oggi sul Venerdì di Repubblica. Una piccola precisazione sul pezzo dell'Espresso, giustamente, perché è vero che Federico e Vitaliano Borromeo sono primi cugini di Lavinia Borromeo, moglie del presidente della Fiat John Elkann. Sono anche cugini di Beatrice Borromeo, la giornalista che Santoro ingaggiò per il suo programma, Michele Santoro, che scrive per il Fatto Quotidiano, talvolta sporadicamente, ma comunque che scrive per il Fatto Quotidiano. In tema di Islam, invece, a Venezia debutta l'albergo, anzi gli alberghi islamici DOC, tappetini per le preghiere, niente alcol, cucina halal per le prime strutture certificate. Sono 17 alberghi veneziani che hanno aderito al progetto lanciato dall'associazione Halal Italia, che fornirà una certificazione di qualità, la Muslim Hospitality, strutture in grado cioè di accogliere nel miglior modo i turisti musulmani. Le camere saranno dotate di tappetini per la preghiera e di bussole o altre indicazioni per la Qibla, la direzione della Mecca. Niente alcolici nel frigobar e in cucina uno staff per fornire agli ospiti cibo rigorosamente halal, cioè lecito in lingua araba. Venezia è la prima città italiana ad aderire al programma di certificazione islamica, frutto di un accordo con l'ABA, l'Associazione degli Albergatori. Abbiamo provato a Milano, ma con risultati deludenti, dice Ilham Allah Chiara Ferrero, responsabile marketing e comunicazione di Halal Italia. Le statistiche indicano l'Italia tra i primi posti delle mete turistiche ambite nel mondo islamico, dice ancora Ilham Allah Chiara Ferrero. Ma la mancanza di servizi spesso orienta la scelta finale su altri paesi come la Turchia, la Spagna e la Francia.
Kessel, che ci accompagna per tutta la mattina. Intanto, dal Foglio del 21 aprile scorso, un articolo di qualche settimana fa, è una specie di completamento del concetto di jihad, sul quale torneremo Corano alla mano nell'ultima parte della trasmissione. La notizia del 15 aprile: devastate più di 200 tombe di un cimitero cattolico a Saint-Roch, a Castres, in Francia, un paese di 40.000 abitanti nel dipartimento del Tarn, regione del Midi-Pirenei. Crocifissi e statue divelti e distrutti, lapidi infrante, iscrizioni strappate, nessuna tomba però scoperchiata, a differenza di quanto accaduto in altre occasioni. Sul Foglio del 21 aprile scorso lo raccontava Nicoletta Tiliakos, perché i numeri in Francia, il Ministero dell'Interno lo ha certificato, cominciano a essere preoccupanti. Tra ebrei e cattolici, tra siti ebrei e cattolici, il bilancio comincia a essere parecchio preoccupante in Francia. 2 giorni dopo, il 17 aprile, è stato identificato il responsabile, un ragazzo di 21 anni, si è detto, con problemi psichici, che ha fatto tirare un sospiro di sollievo, o forse no, perché sono ormai tanti in Francia i luoghi di culto e i cimiteri cristiani, ma anche i siti ebraici, profanati, troppi per pensare sempre a qualche squilibrato. Nel 2014, dati del Ministero dell'Interno, sono stati complessivamente censiti 807 attentati a luoghi di culto e a sepolture, ben più di 2 al giorno. In 673 casi si è trattato di siti cristiani, dopodiché gli altri erano siti ebraici, una minoranza i siti musulmani. Su 216 profanazioni di cimiteri, 206 riguardano quelli cristiani. Su 591 attacchi a luoghi di culto, quelli cristiani riguardano 467 casi. Prima di Castres era toccato a 6 piccoli cimiteri del Bessin, ma si viaggia ormai su una media di 2-3 episodi ogni giorno. Eppure, anche dopo i sanguinosi attentati di gennaio a Charlie Hebdo e all'Hypercacher, a tener banco nelle cronache francesi è stato il tema della islamofobia. Il Collectif contre l'islamophobie en France continua a lanciare allarmi su atti islamofobi, dati puntualmente in crescita, ma che non risultano quasi mai dettagliati. Anzi, i dati del Ministero dell'Interno parlano di una diminuzione in Francia di atti contro i luoghi musulmani, al contrario l'aumento contro quelli ebraici e cristiani. A essere palesemente in crescita, infatti, sono gli atti ostili contro luoghi ebraici e soprattutto cristiani. Dopo l'attacco al cimitero di Castres, prima di sapere chi fosse il responsabile, si era sentito in dovere di intervenire perfino il presidente François Hollande, che aveva condannato la devastazione, le 200 tombe profanate, parlando per la prima volta di offesa a tombe cristiane. Il Ministero dell'Interno ha dato in crescita anche le profanazioni dei luoghi israeliti. Nel 2014 61 sinagoghe, un centro comunitario, 6 cimiteri ebraici e 2 monumenti sono stati oggetto di vandalismi. Nel 2013 i casi erano stati 26. Controtendenza invece i siti musulmani, 60 quelli colpiti nel corso del 2014, dice il Ministero dell'Interno. Nel 2013 erano stati 75. In una inchiesta sul quotidiano Le Figaro, la giornalista Stéphane Kovacs raccoglie le dichiarazioni di vari parroci che spiegano come l'emozione che fa seguito a ogni episodio di profanazione sia di breve durata. Prevale la tendenza a minimizzare da parte delle autorità municipali e della polizia. Insomma, cosa saranno mai un po' di ostie buttate per terra, rubate, qualche chiesa che è stata dissacrata? Lo scorso 18 febbraio un uomo è entrato nella basilica di Saint-Nicolas di Nantes e ha abbattuto un grande crocifisso per poi orinarci sopra. Sorpreso dal sacrestano durante l'impresa, è riuscito a scappare. La procura di Nantes ha però fatto sapere che non si tratta di profanazione, perché non sono state lasciate né scritte né dichiarazioni, ha detto la procura. E l'idea, scrive la giornalista di Le Figaro Kovacs, l'idea è che tutti hanno altro da fare piuttosto che occuparsi di un tipo che ha pisciato in una chiesa. Ma nella basilica si commenta tristemente che se fosse successo al Corano quello che è toccato al crocefisso, le conseguenze sarebbero state assai diverse.
C'era l'articolo di Marco Benedettelli sul Kosovo e le nuove minacce per l'Italia. Dai Balcani radicalizzati parte il jihad, la guerra santa coranica europea. L'Islam wahhabita, finanziato dall'Arabia Saudita, spinge i giovani verso il califfato, a maggior conferma del fatto che la famosa guerra contro la Serbia per il Kosovo albanesizzato, ma sostanzialmente in realtà islamizzato nel 99, è stata foriera di fantastici sviluppi per l'intera collettività europea e non solo europea. Pristina, la capitale del Kosovo, islamizzato, ha già visto partire 300 volontari. Alla base la penetrazione del fondamentalismo nelle moschee del Kosovo, grazie a finanziamenti sauditi. Gli imam che hanno denunciato il fenomeno sono minacciati e sono stati costretti a espatriare. C'è una brigata balcanica nell'esercito del califfato, che in sostanza è kosovara a dir la verità, ma anche bosniaca, albanese e macedone, un numero crescente di volontari, centinaia di giovani, che lasciano le loro terre dove moschee e chiese avevano condiviso un tempo la linea dell'orizzonte. In Siria e in Iraq arrivano numerosi dal Kosovo, dalla Bosnia, dall'Albania e dalla Macedonia, incanalati da un network che non può non avere estensioni e punti di connessione anche nella vicina strategica Europa occidentale, Italia in primis. Agli inquirenti italiani e internazionali è ormai nota da tempo l'esistenza di cellule terroristiche penetrate dai Balcani e operative anche in territorio italiano e europeo. Un documento del Ministero dell'Interno citato dalla Rete per il giornalismo investigativo per i Balcani, BIRN, parla di almeno 5 gruppi terroristici finora individuati che si troverebbero a Milano, a Roma, a Lucca, a Siena e in Liguria e sarebbero composti da emigranti musulmani provenienti da Albania, Kosovo, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Bosnia-Erzegovina. Già una cellula balcanica legata allo Stato islamico è stata smantellata in Piemonte dall'unità antiterrorismo della polizia nel corso dell'operazione battezzata Balkan Connection. Sono finiti in arresto 2 presunti terroristi albanesi e un 20enne italiano d'origine marocchina che operavano tra la provincia di Torino e l'Albania per reclutare combattenti. Il gruppo era in contatto con Anas El Abubi, uno dei circa 50 combattenti di origine italiana che dal Bresciano si era recato in Siria, cifra fornita dal Centro Studi per il Terrorismo di Londra, secondo cui sono almeno 20.000 i cosiddetti foreign fighters arruolati in gruppi legati ad Al-Qaeda. 150 di questi sono albanesi, paese dove a marzo è stata scoperta una cellula sospettata di aver inviato in Siria almeno 50 combattenti, alcuni con famiglie al seguito. 7 persone e 2 imam sono stati arrestati. Quello della cellula piemontese non è il primo caso di infiltrazione terroristica dai Balcani in Italia, scrive ancora Marco Benedettelli, articolo pubblicato ieri sul quotidiano Avvenire. A Sarajevo è sotto processo il radicale islamico Hussein Bosnic, detto Bilal, figura nota anche ai carabinieri del ROS in Italia per avere spinto al jihad almeno uno dei combattenti italiani, l'imbianchino bellunese Ismar Mesinovic, mentre si trovava in Italia per una serie di predicazioni nelle moschee del nord-est, da Brescia al Veneto. Bosnic ha rilasciato un'intervista in cui, a proposito di guerra santa in Europa, ha dichiarato: «Il nostro obiettivo è fare in modo che anche il Vaticano sia musulmano». Oggi è accusato dalla procura bosniaca di incitamento al terrorismo, reclutamento, organizzazione di gruppi terroristici. Questo imam, Bosnic, è il leader spirituale di Gornja Moaša, una piccola località abitata da una comunità wahhabita dove di fatto è in vigore la Sharia e sono state avvistate sui tetti le bandiere nere del califfato islamico. Secondo i procuratori bosniaci, i guerriglieri che hanno raggiunto l'organizzazione del califfo Abu Bakr al-Baghdadi sono circa 150. C'è allerta anche in Macedonia, dove, secondo i media, sarebbero una cinquantina i volontari dello Stato islamico, tutti di etnia albanese. Ma è il Kosovo il luogo centrale dove l'islamismo wahhabita ha trovato il terreno più fertile. Tra poco, dopo la pubblicità.
Alla faccia della sirena. Torniamo all'articolo di Marco Benedettelli ieri su Avvenire a proposito del Kosovo. È il Kosovo, lo stato balcanico, dove la propaganda e il network del califfato islamico ha trovato il terreno più fertile. E sempre sia benedetta la lungimirantissima guerra del 99. Secondo il ministro dell'interno kosovaro Skender Hiseni, dalla Repubblica del Kosovo, vasta come l'Abruzzo, 1.800.000 abitanti, sarebbero già partiti in più di 300 per unirsi ai militanti sunniti fra Iraq e Siria. Nell'ultimo anno quasi 200 persone, fra cui diversi imam, sono state arrestate con l'accusa di aver reclutato combattenti e un centinaio è ancora in stato di fermo. Le ultime rettate sono di questi giorni, fermati alla frontiera anche 2 ragazze minorenni determinate a partire per la Siria. A Pristina è in corso un processo a 7 kosovari per detenzione illecita di armi ed esplosivi, attività legate al terrorismo e aggressione contro 2 missionari cristiani statunitensi. L'imam Zekiria Kazimi è accusato di istigazione al terrorismo. Ilir Berish viene considerato l'anello di collegamento fra Kosovo e il leader della brigata balcanica in Siria, Lavdrim Mukshaheri, uno dei discepoli di Kazimi, probabilmente rimasto ucciso a Kobane nel mese di gennaio. Il suo profilo Facebook pubblica ancora fotografie di decapitazioni e un'immagine dove lui stesso taglia la gola a una giovanissima vittima. Ci sono anche i video, purtroppo ancora disponibili, per cui non si capisce se tu scrivi Zingaro ti sospendono il profilo. Poi andate sul profilo di questo soggetto, che non ripeto neanche il nome, e trovate video terrificanti, ancora perfettamente su Facebook. Io non ho capito come funziona qua il rimuovere o non rimuovere. Questa roba qua è ancora lì tranquillamente. Questo sarebbe stato ammazzato nel frattempo. Secondo informazioni non confermate, l'uomo avrebbe lavorato a Camp Bondsteel, cioè la principale base statunitense sotto il comando della KFOR, cioè la missione a guida NATO in Kosovo. E sempre benedetta sia quella guerra del 99. Questo personaggio, i cui video sono ancora lì su internet, su Facebook, che abbiamo appena citato, sarebbe stato ammazzato qualche tempo fa, sarebbe scomparso, diciamo così, rimasto ucciso a Kobane, la frontiera curda, sostanzialmente difesa dai curdi, nel mese di gennaio, ma su Facebook c'è ancora la documentazione della sua straordinaria attività. Questo personaggio avrebbe lavorato a Camp Bondsteel, cioè la principale base statunitense sotto il comando della KFOR, la famosa forza a guida NATO in Kosovo. Molto interessante tutto ciò. Lui e tutta l'organizzazione terroristica operativa in Kosovo si sarebbero occupati di far arrivare i giovani volontari dello Stato islamico in Siria attraverso l'aeroporto turco di Hatay. In Kosovo la radicalizzazione wahhabita è in aumento dal 99, guarda caso, dall'epoca della guerra contro i serbi. Con la fine della guerra sono arrivate varie fondazioni di paesi arabi che hanno favorito l'indottrinamento di predicatori affini al wahhabismo, cioè al radicalismo islamico, dice davanti alla sua moschea ad Renash Osman Musliu, un imam che è stato aggredito nel 2009 per avere denunciato apertamente il pericolo della radicalizzazione wahhabita. L'imam è ancora sotto minaccia. Il nostro, dice l'imam Osman Musliu, è sempre stato un paese di tradizione moderata che segue la scuola di pensiero islamico Khafani. Oggi però ci sono un centinaio di imam che predicano il wahhabismo. Operano in moschee di confine verso la Serbia e la Macedonia, a Gilan, a Kačanik, ma anche a Ferizi, Skenderaj e Mitrovica. Sono riusciti a guadagnare terreno in zone dove è mancata una presenza forte dell'islamismo moderato e hanno colmato un vuoto. Arruolano combattenti stranieri, illudendoli con la falsa promessa di soldi e ricchezze, oppure manipolano i giovani. Secondo Musliu, la situazione si è aggravata sotto il mandato di Naim Ternava, alla guida della comunità islamica del Kosovo. L'attuale mufti favorisce e protegge gli imam di tendenze wahhabite e radicali, invece di rimuoverli dalla predicazione. E intanto la comunità islamica del Kosovo continua a incassare pubblicamente periodici finanziamenti da fondazioni saudite già collegate al network dei finanziatori di Al-Qaeda. Lo spiega Vishar Duriki, giornalista investigativo della Gazzetta Express di Pristina. Nuove moschee sono state costruite in Kosovo con l'aiuto di Al-Waqf al-Islami, una ONG fondata da Ahmad al-Husseini, personaggio incluso dall'intelligence statunitense
nella lista dei 20 uomini d'affari finanziatori del gruppo fondato da Ben Laden. Ma l'elenco delle organizzazioni non governative attive nei Balcani che simpatizzano con il terrorismo è molto articolato, come si legge in una nota spedita dall'ambasciatore Philip Ricker a Washington e pubblicata da Wikileaks. Dopo le sue denunce, Vishar Duriki, il giornalista, si è visto infliggere dagli islamici con una fatwa una condanna a morte che non conosce scadenza, come quella di Rushdie e le altre. A questa condanna a morte sono seguite varie minacce che lo hanno costretto ad abbandonare il Kosovo per rifugiarsi infine in Germania. Nel libro Il paese del male, scritto a quattro mani col collega di lavoro e di reclusione Pier Piccinin da Prata. Quest'anno, sempre per l'editore Neri Pozza, è uscito anche Il Grande Califfato, il libro di Quirico, ed è una chiacchierata molto interessante, quella che Quirico fa con Alberto Friso del Messaggero di Sant'Antonio, perché in maniera molto più libera, direi, rispetto a tanti altri articoli, dice la sua e come la vede. Domenico Quirico, che è stato appunto prigioniero dei jihadisti, dice: quando tornai dalla prigionia cominciai a segnalare questo progetto del califfato che anche altri comandanti mi avevano ribadito, non come un sogno, ma come il loro piano strategico a cui si attenevano e collegavano i piani di battaglia. Ebbene, non ci fu alcuna eco a questa rivelazione, fatta quando ancora si pensava che quel che accadeva in Iraq e Siria fosse solo un conflitto interno, anzi una prosecuzione delle primavere arabe, e invece, dice Quirico, il totalitarismo islamista era nato silenziosamente senza che lo vedessimo crescere accanto a noi. Il libro di Quirico, questo secondo libro, Il Grande Califfato, è un viaggio con luoghi, sfondi, strade, città, villaggi e deserti. Parla di uomini, delle loro storie, delle loro azioni e omissioni. Rispetto al Ruanda del genocidio o all'ex Jugoslavia della guerra civile, cosa c'è di diverso nello Stato islamico? Ebbene, la differenza, dice Domenico Quirico, è l'enormità e la complessità del progetto totalitario, la purificazione del mondo, la costruzione di uno Stato geneticamente perfetto,
Un parallelo che può reggere è quello con i totalitarismi del Novecento, il nazismo o il comunismo, piuttosto che con l'ex Jugoslavia e il Ruanda, dove le proporzioni della violenza erano altrettanto terribili. Ma non c'era dietro il gigantesco progetto di eliminazione. Questa discriminazione radicale si basa su un certo tipo di Islam che divide gli uomini tra quanti devono sopravvivere e quanti no. Questo non riusciamo a cogliere della vicenda ISIS e continuiamo a parlarne come di terrorismo globalizzato. È lo scenario che questi fanatici stanno costruendo. Nel libro Il paese del male, Quirico sostiene che il male sono gli atti degli uomini privi di misericordia, ma nell'introduzione al Grande Califfato racconta anche che l'emiro Abu Omar, durante la prigionia, dice al giornalista della Stampa, a Quirico: costruiremo, sia grazie ad Allah grande e misericordioso, il califfato di Siria. Qui che stona è la parola misericordia. Ma la misericordia, spiega Quirico, è autoreferenziale, cioè non riguarda gli altri. Noi siamo noi, è il ragionamento che costoro fanno, e loro sono loro. E tra noi e loro non ci può essere che un rapporto di violenza, eliminazione, negazione. Il nostro Dio è grande per i suoi servi, in quanto è il nostro Dio, non il Dio di tutti. Dunque, la misericordia la si esercita soltanto tra i puri, mentre non ha senso con gli impuri, verso i quali non c'è alcun bisogno di essere misericordiosi, anzi, eliminarli è un atto religioso. Questo è il terribile epicentro del califfato, dice Domenico Quirico in questa intervista che compare sul Messaggero di Sant'Antonio di maggio. E tra l'altro, a proposito di questo messaggio, poi la lettura del Corano evidenzia a tutti quelli che lo leggono, naturalmente, che questa non è una deviazione dal percorso dell'Islam puro, diciamo così, è l'applicazione del testo coranico. Il testo coranico su questo non dà adito a dubbi. Auni, cristiano iracheno, a proposito dei miliziani, racconta a Quirico nel libro: per loro Allah è un libro e gli uomini una cosa a cui non hanno mai pensato. Noi, dice Quirico, definiamo in modo un po' frettoloso ebraismo, cristianesimo e Islam le religioni del libro. Non ha senso, perché c'è una bella differenza. Il Corano per il musulmano è Dio stesso, l'attenzione è al libro e gli uomini sono delle appendici di questo rapporto. Non sono né islamofobo né islamofilo, dice ancora Domenico Quirico, noto per aver frequentato i musulmani, in certi casi anche involontariamente, che spesso l'Islam si esaurisce nella ritualità. Il rapporto con Dio si colma e si compendia nel compiere atti rituali, la preghiera, non mangiare certe cose, osservare un digiuno e via dicendo. Poi ognuno fa quello che gli pare. Certo, anche nelle altre religioni spesso accade. Tuttavia questa è stata la mia esperienza, racconta il giornalista della Stampa. Preghiera da una parte e poi sentirsi liberi di compiere atti fragorosamente in contrasto con qualsiasi rapporto religioso, uccidere gli altri, torturarli, sequestrarli, eccetera. Cosa c'entra Dio con tutto questo? Non c'entra nulla, dice Quirico. Per la verità, poi, il sottofondo, anzi l'impianto culturale, mettiamola così, la visione del mondo del Corano, quella è. In ogni caso, il loro rapporto con Dio era pienamente portato a termine, dice ancora Quirico, nel momento in cui avevano in qualche misura osservato certi canoni di comportamento rituale. Nel commettere poi azioni esecrabili, i jihadisti erano convinti di svolgere l'attività pratica che Dio aveva affidato loro, tanto da sentirsi il braccio di Dio. E anche questo è scritto nel Corano, non siete voi che li colpite, è Allah. Una reazione tiepida c'è stata da parte dei musulmani che non si riconoscono nell'ISIS. Insomma, la domanda che a un certo punto pone Alberto Friso sul Messaggero è: esiste un Islam moderato? La mia risposta è no, risponde Quirico. Certo, non tutti sono fanatici e non tutti praticano quel tipo di Islam. Tuttavia, in questo tempo, l'Islam radicale, battagliero, annessionista, implacabile, è prevalente, nel senso che detta a tutto il mondo islamico gli ideali, il progetto, i sogni. L'Islam violento, brutale, fanatico, rivoluzionario del califfato è l'unico di cui c'è traccia in ampie zone dell'Africa e del Medio Oriente. Tutto il resto, se mai è esistito, è stato spazzato via. Troppo comodo, dice ancora Quirico, fare splendide affermazioni moderate e tolleranti al calduccio di luoghi dove nulla può venire di male.
Andate a farli a Mosul, questi discorsi, se ci credete, o alla periferia del Cairo, o in Libia, o in Nigeria, e allora comincerò a credere che l'Islam moderato diventa effettivamente operante. Per adesso, dovunque vada, vedo solo strepiti, minacce e grida di vittoria dell'altro Islam. Lasciamo perdere l'ONU, che non ha più senso, dice ancora Quirico. Che fare allora? Non credo che in questo momento l'Occidente possa determinare cosa fare. L'iniziativa è in mano ad altri, perché l'Occidente è fragile, debole, incapace di assumere decisioni. Nessuna classe dirigente in nessun paese occidentale, Stati Uniti compresi, può giocarsi il proprio destino politico in una guerra contro il califfato, sostenendone le conseguenze in termini di perdite umane, economiche e sociali. Dunque, dice ancora Quirico in questa chiacchierata col Messaggero di Sant'Antonio, dunque non ha molte alternative l'Occidente, se non cercare qualcuno che combatta al posto suo. Lo trova, ma parzialmente, cioè solo fino al punto in cui è utile a interessi particolari. È il caso degli iraniani, dei curdi e via dicendo. Ci resta la possibilità di giocare di rimessa, cercando di contenere e lasciando agli altri l'iniziativa. Per ora passiamo le giornate a stupirci di fronte alle brutalità, al moltiplicarsi dei fronti che questi scatenati aprono in continuazione. Penso che sarà questo lo scenario anche dei prossimi anni, fino a quando sarà lo stesso califfato a decidere, perché si sentirà sufficientemente forte, di passare a un grado successivo della sfida, costringendoci a scendere in campo. So di essere molto pessimista, dice ancora il giornalista della Stampa, ma il califfato è tutt'altro che una piccola storia di terrorismo pittoresco, come viene sciaguratamente disegnata da tanti giornali. Nel libro, Quirico chiarisce il confine tra ISIS e Al-Qaeda, la rivalità, le differenze. Con gli attacchi di Parigi, Tunisi, Kenya, sembra però che lo Stato islamico abbia fatto proprio anche lo stile di Al-Qaeda. Credo, dice Quirico, concludendo questa chiacchierata con Alberto Friso sul Messaggero di Sant'Antonio di questo mese di maggio, credo che siano episodi abbastanza marginali rispetto alla strategia complessiva del califfato. La loro urgenza è il mantenimento dei territori che già controllano, il consolidamento e l'allargamento fino a formare un enorme Stato unico e poi verrà, se verrà, il momento del confronto diretto con l'Occidente. Certo, gli attacchi terroristici servono perché determinano propaganda, paura, incertezza. Il terrorismo tradizionale fa parte del loro sistema, ma non ne è il nucleo, come invece era per Al-Qaeda. Il problema del califfato è tenere Mosul, prendere i pozzi di petrolio iracheni, avanzare in Libano e altrove, consolidare il dominio in Libia, cacciare l'esercito nigeriano da Ios. Sono progetti territoriali di un nuovo totalitarismo con cui dovremo fare i conti.
Va ora in onda Filo Diretto. Rieccoci allora in onda, come detto prima della pausa pubblicitaria. Con noi c'è il segretario federale Matteo Salvini. Buongiorno Matteo. Buongiorno a te Giulio, buon venerdì a chi ci ascolta. Allora, con l'acqua. Un venerdì bello denso di impegni in Umbria, iniziato stamattina, nota bellissima, nella splendida Montefalco. Sono invidioso, l'ho vista tanti anni fa, è meravigliosa. E però ho proseguito di... E la consiglio agli ascoltatori perché è una rocca storica stupenda, con un vino dentro, gente stupenda, da visitare. C'è una piazza là in cima che è meravigliosa. Esatto. E peraltro c'è anche notizia, dicevo prima, questa è una cosa bella, fantastica e sempiterna, cioè la bellezza di certi luoghi. Però ho in mano 2 agenzie nelle quali si parla di contestazioni nei tuoi confronti. Come avrei visto sulla stampa l'altro giorno c'era un illustre commentatore che diceva ma non parliamone neanche più. Non tanto perché sia giusto garantire a tutti di esprimere la propria opinione, perché se no facciamo pubblicità a un bifolco come Salvini. A un nazista, come ti hanno detto, vai a lavorare, qui non ti vogliamo, qualcuno ha pure sputato, a Marsciano se non sbaglio. Sì, mi sono beccato lo sputo di uno sfaccendato dei centri sociali, la qualcosa mi fa abbastanza schifo. Però ecco, l'articolo della stampa è di uno squallore incredibile, cioè chi nega la libertà di espressione al prossimo perché non ne condivide le idee, di uno squallore incredibile, soprattutto se costui si ritiene un intellettuale o un giornalista. Magari rileggilo Giulio a fine trasmissione, perché io sono felicissimo per l'accoglienza della gente per bene, questo lo dico veramente quasi commovente in alcune realtà, però non ne posso più, non è normale, non è civile, non è democrazia non poter parlare tranquillamente a questa gente per bene, perché questa settimana ci sono stati scontri tra centri sociali e polizia a Foggia con alcuni ragazzi feriti. La nostra macchina è stata aggredita a Marsala, dove ci è stato impedito fisicamente di fare il comizio con tanta gente che ci aspettava. A Senigallia ieri, lancio di fumogeni e bombe carta in mezzo alla gente, con mamme e con bambini nel passeggino, un ragazzo ferito al collo. Stamattina sede della Lega imbrattata a Marsciano, in provincia di Perugia, e poi la zecca che è arrivata da dietro, da Vigliacco, perché se arrivava davanti andava in maniera diversa e mi ha sputato addosso. Minacce per il comizio di stasera in piazza Perugia, con i centri sociali di mezza Italia mobilitati. Abbiamo dovuto cambiare 3 bar per l'aperitivo che faremo in Toscana domani sera in Versiglia, perché i primi 3 bar sono stati minacciati qualora avessero accolto l'aperitivo della Lega. Abbiamo dovuto spostare il comizio a Pisa di domani sera per motivi di ordine pubblico. Domando a te, da giornalista non da leghista, se è normale, ma se certo è che democrazia, no. se è rispetto. Dove sono i fenomeni Je suis Charlie Hebdo? Libertà di espressione per tutti a prescindere e contestazione di ogni violenza. È normale la settimana di Matteo Salvini e della Lega condotta in questa maniera, impegnando peraltro centinaia di uomini delle forze dell'ordine, che invece di rincorrere gli spacciatori devono tenere a bada 4 figli di papà sfaccendati che giocano a fare i rivoluzionari da centro sociale. Mi domando dove sia Renzi, mi domando dove sia Alfano, mi domando dove sia la democrazia. Aspetto le scuse e le condanne di questi atti di vigliaccheria e di violenza da parte di tutti i partiti e mi aspetto di fare 15 giorni di campagna elettorale finale normale, tranquilla. Non la pensi come me, sei libero di dirlo, di pensarlo educatamente, pacificamente, però le bombe carta, i fumogeni, gli assalti alle sedi, gli sputi in faccia, le minacce ai bar, i comizi spostati non sono normalità. Veramente io lo dico, pensate se qualcosa del genere capitasse, non dico a Renzi, ma a qualunque altro leader di partito. Non è possibile, sono stufo. Ma stavo pensando quello, infatti. La mia pazienza è quasi finita, Giulio. Stavo pensando la mia quello. pazienza, io che sono pacifico e non violento, rischio di smetterla, perché lo sputo in faccia, se del caso, me lo prendo dalla mia bimba di 2 anni e mezzo mentre beve il latte, non da una zecca che non ha il coraggio di esprimere le sue idee perché non ce le ha e si esprime a sputi. E questo vale per il ragazzo ferito ieri a Senigallia e vale per quei giornalisti servi che o fanno finta di niente oppure addirittura qualcuno dice ma se le vanno a cercare,
i leghisti, i fascisti, i nazisti, i razzisti, alimentando scemo tira scemo. Io pensa se fosse accaduto a Renzi, lo sputo in faccia, la bomba carta, il ragazzo ferito, la mamma preoccupata con il bimbo nel passeggino perché lanciavano i fumogeni a mezzo metro. È normale? No, ma infatti normale? Stavo pensando Dove oggettivamente a Dove qualunque... cazzo è il ministro dell'interno? Cosa stanno facendo per garantire l'esercizio della democrazia? Stiamo parlando di democrazia. Infatti stavo pensando a qualunque altro esponente politico si fosse trovato in quelle condizioni lì e la reazione che ne sarebbe sorta sarebbe stata molto diversa. Questo non c'è bisogno di dirlo perché è la realtà. La reazione invece appunto allora, o mi garantiscono l'esercizio dei miei, ma Matteo Salvini è l'ultimo dei problemi, dei diritti della gente per bene che vorrebbe venire a Senigallia, a Perugia, a Foggia, a Marsala, a Pisa, a Livorno, oppure io il prossimo comizio lo faccio davanti a un centro sociale. Io il prossimo comizio da libero cittadino in un paese che dovrebbe essere libero e democratico lo faccio davanti a un centro sociale. Troppi centri sociali abusivi sono luogo di accoglienza di violenti. Li chiudiamo o tolleriamo? Mi viene il dubbio che a qualcuno al governo faccia comodo. Mi viene il dubbio, non so se viene solo a me o se venga anche a te, a qualcun altro, che questo impedire alla Lega, che sta crescendo in tutti i sondaggi, di portare le sue idee nelle piazze italiane da nord a sud, faccia comodo a qualcuno. Dico alimenti, ma quantomeno faccia finta di niente. Tolleri e magari di nascosto sorrida. Ci tenevo a dirlo agli ascoltatori della radio perché poi sabato e domenica ci saranno centinaia di gazebo in almeno 1000 piazze, in tutta la Padania ma non solo. Ebbene io non vorrei che ci fosse qualche cretino che appunto alimentato da altri cretini andasse a disturbare a Brescia, a Torino, a Bologna, a Milano, a Genova, a Vicenza, a Treviso. C'è democrazia o non c'è democrazia? Ecco, io temo che per qualcuno la Lega non meriti rispetto, non meriti democrazia, non meriti libertà di parola. E quindi Je suis Charlie Hebdo, dove finisce quando c'è in ballo la Lega? Sono veramente incazzato questa mattina perché una la sopporto, due la sopporto, quando arrivo alla sesta minaccia, alla sesta aggressione inizio ad arrabbiarmi. La cosa è sistematica e poi rischia di andarci di mezzo anche le persone comuni, no? Ma ieri il ragazzo che è stato colpito dalle uova e da un oggetto con un taglio sul collo, io non so chi fosse, perché fosse in piazza ad ascoltarmi, però era anche mia responsabilità, piuttosto che la mamma sfiorata a Livorno incinta di 8 mesi dal lancio di oggetti, mia responsabilità, piuttosto che la signora anziana stamattina a Marsciano, perché nonostante gli scemi ci sono centinaia di persone che vengono, però non è normale. Non è normale, poi per carità saranno episodi, però un episodio è un caso, 2 episodi sono un caso, il sesto episodio diventa una regola e quindi non vorrei che a qualcuno al governo facesse comodo e si impedisse alla Lega di parlare. Questo è il punto grave. Sono stufo, anche perché ho finito le guance da porgere. Allora Matteo, questo qua è il punto grave. Tu dici qua c'è una tolleranza che mi fa sorgere molti sospetti. Visto che c'è una matrice comune, no? Mi pare di capire in giro per l'Italia di queste aggressioni qua. Sono tutti antirazzisti, antagonisti, anarchici, rivoluzionari, sono tutti di sinistra. Sono tutti di estrema sinistra, non so che cosa votino, se ragionano o non ragionano. Però la matrice, l'estrazione culturale e sociale, se possiamo usare questi paroloni per gente che lancia bombe carta, almeno dicono che sono antirazzisti, sono accoglienti, siamo tutti clandestini, urlavano stamattina, allora andatevene, se siete tutti clandestini, fuori dalle palle. Guarda, la cosa che mi rincuora è che stiamo incontrando migliaia di persone che non si fanno spaventare da questo, ma perché chi mi sta ascoltando in questo momento e vorrebbe venire stasera a Perugia, domani a Pisa, dopodomani a Genova, deve farlo con l'ansia, sotto scorta, sotto protezione, badando a quello che gli arriva in testa. Non è normale e mi fa schifo che la stragrande maggioranza dei giornalisti italiani faccia finta di niente. Mi fa schifo, vorrei vedere cosa commenterebbero se accadesse a loro, nella loro redazione, o se venisse sfiorato il signor Renzi, non dico da uno sputo, come è capitato a me che sono uno degli ultimi cretini stamattina, ma da un bu. E quindi pretendo che i diritti della Lega e di chi vuole seguire la Lega, e sono sempre di più, fortunatamente, siano costituzionalmente garantiti.
Ecco, questo cosa significa dal tuo punto di vista praticamente? Perché hai detto prima non vorrei che ci sia qualcuno a cui fa comodo. I sondaggi li vedono tutti, la Lega sta crescendo in Umbria, nelle Marche, in Toscana, li hanno visti i risultati di Trento e Bolzano Aosta, che non sono zone storicamente leghiste dove abbiamo triplicato i voti, hanno paura, però oppongano alle nostre idee le loro idee, non il braccio armato dei centri sociali. Sono stufo, adesso sono andato nella splendida città di Castello e vedo tanta gente per bene, tante bandiere e fortunatamente almeno qua neanche un rompipalle, però veramente ci tenevo a dirlo agli ascoltatori, ovviamente non mi fermo, non mi spavento, anzi accelero e raddoppio, però mi spiace che la Lega per qualcuno sia talmente scomoda da far finta di niente mentre centinaia di violenti in giro per l'Italia, sono pochi, però lanciano, però sono violenti e pochi violenti danno fastidio, ci impediscono di fare quello che la gente ci chiede di fare. E quindi o Renzi e Alfano intervengono e velocemente, oppure ci arrangeremo da soli. Allora, so che adesso hai l'incontro con la cittadinanza a Città di Castello, giusto appunto? Sì, vedo che già che c'è una marea di gente, quindi ci vado volentieri. Ecco, ti strappo un'ultima cosa perché è una notizia del giorno, salvo il fatto che adesso io vorrei chiederti, il governo, o tu dici c'è qualcuno là sopra a cui questa cosa qui va bene, no? Gli fa comodo, non vorrei che fosse così. No? Mi sembra, mi viene il dubbio, perché dopo un'aggressione, vabbè, passa. Alla sesta aggressione, che nessuno non faccia e non dica niente dei democraticoni che poi vanno in piazza il 25 aprile, il 1 maggio, il diritto di parola, di espressione, il dubbio viene a me e penso che venga a tanti. Flash finale proprio. Fresh ultimo però, sulla questione delle pensioni. Vai. Restituiremo una parte dei soldi ai pensionati, ha detto Renzi. Abbiamo un Presidente del Consiglio fuori legge. Come la sinistra non ci ha sempre detto per anni che le sentenze non si commentano ma si applicano. Quindi la sentenza non ti dice di restituire una parte di soldi a una parte di gente in qualche mese. La sentenza ti dice dai indietro tutto, a tutti con lettera di scuse e ti impegna moralmente a portare la discussione su una legge alternativa alla Fornero settimana prossima, non il conflitto di interessi, chi se ne frega del conflitto di interessi. Abbiamo un governo che vive su Marte e spero che il voto di domenica 31 maggio, soprattutto degli amici e delle amiche del Veneto, ci consenta di rispedire su Marte questo governo di marziani. Grazie a Matteo Salvini. Grazie a voi, un abbraccio. E buona giornata, che prosegue dopo Città di Castello con un calendario che dire massiccio è poco. A Magione alle 14.30, siamo sempre a Perugia, alle 15.30 un altro incontro sempre a Magione con i dipendenti del Mercatone 1, a Bastia Umbra a metà pomeriggio, a Perugia alle 18.30, a Valfabbrica nel Perugino alle 20.45, a Gualdo Tadino alle 22, l'ultimo incontro con la cittadinanza in Piazza del Comune. Buon pomeriggio a tutti da Giulio Cainarca. Avete ascoltato Filo Diretto. Un nuovo modo per sostenere la tua radio.